Con l'assessore Giampaolo Bottaccin siamo a Verona per il taglio del nastro di un'opera importante per quanto riguarda la sicurezza idraulica dell'area. L'assessore Bottaccin prosegue l'impegno concreto della Regione sul versante della sicurezza idraulica. Siamo a Verona, qui che tipo di intervento è stato fatto? Non ci fermiamo mai innanzitutto, qui sono stati fatti sostanzialmente 3 interventi. Il primo in sinistra orografica che aveva lo scopo di consolidare l'argine, poi si è intervenuti alle mie spalle, quindi al di là della passerella, sempre con un consolidamento arginale, in questo caso in destra orografica, un altro €1.000.000, quindi in totale €2.000.000 di consolidamenti arginali, più l'intervento di realizzazione della passerella che sta alle mie spalle e di consolidamento dell'argine da questo tratto in giù per un ulteriore €1.200.000, quindi in totale oltre €3.000.000 per mettere in sicurezza, garantire un incremento della sicurezza dei cittadini. Ci troviamo vicino all'Adige e quindi lo scopo è quello di garantire l'incolumità pubblica e mitigare il rischio al massimo. Fa parte di un piano molto ampio di cui parliamo sempre, il famoso piano della Regione Veneto. Negli ultimi negli ultimi 4 anni sono stati avviati 2.527 cantieri per oltre €1.000.000.000 di opere, nel solo comune di Verona 25 cantieri per oltre €11.000.000.000 di opere. Sono opere che spesso non si vedono perché un consolidamento arginale poi dopo non si percepisce che garantisca una miglior sicurezza, ma sono fondamentali perché l'abbiamo visto anche con gli ultimi eventi, consolidare gli argini, rialzare gli argini diventa assolutamente fondamentale per evitare che poi il fiume possa esondare. Quindi sicurezza per i cittadini sempre, e noi continuiamo su questa strada. Di fronte a questi lavori c'è stato il concreto impegno di una squadra che ha dovuto superare anche qualche ostacolo burocratico. Lei ricorda sempre che insomma, a volte questo è il freno nella realizzazione di queste opere. Ma io dico da anni che serve una semplificazione burocratica. Noi stiamo parlando di opere salvavita e io credo che in un paese civile le opere salvavita debbano avere un percorso semplificato e agevolato, invece così non è. Dobbiamo rispettare tutti i criteri, le procedure, la burocrazia, e per carità lo facciamo, ma spesso accade, troppo spesso accade, che di fronte a un'opera salvavita basta un semplice ricorso e si blocca tutto per anni, e questo ovviamente va a incrementare il rischio per i cittadini, e penso che non sia tollerabile, ripeto, in un paese civile.